Tagli senza precedenti, in particolare agli enti locali. Siamo con l'onorevole Nadia Romeo. Oggi in Gran Guardia si discute proprio di questo. Qual è la situazione che si prospetta il Polesine? La situazione è grave perché tagli ai piccoli comuni vuol dire tagli ai servizi ai cittadini, alle persone più fragili, al depauperamento del nostro territorio. I tagli sono consistenti perché basti pensare che solo nel 2025 saranno più di 500.000 fino ad arrivare a 5,6 milioni. Quindi insomma quello che oggi vogliamo fare è discuterne, confrontarci e poi proporre una via d'uscita perché insomma questi tagli non vengano effettuati e si possa invece provare a dare una risposta di qualità, anche perché il 70% dei nostri comuni sono piccoli comuni. Qual è la proposta anche che proporrete stasera? La proposta è quella di utilizzare i fondi del PNRR in modo tale che le piccole realtà possano fare investimenti. Siamo con l'onorevole Ubaldo Pagano, oggi in Gran Guardia a Rovigo, la presentazione di una mozione appunto contro i tagli, in particolare agli enti locali. Di cosa discuterete oggi? Siamo partiti dai tagli che sono stati messi nella scorsa e in questa legge di bilancio e che purtroppo incideranno per i prossimi 5 anni su tutti gli enti locali per provare a evitare di fare sempre i soliti piagnoni che non hanno però delle possibilità di fare anche delle controproposte e insieme agli amministratori locali individuare quelli che possono essere i punti anche unificanti con l'attuale maggioranza di governo per provare a tamponare una situazione che rischia di essere drammatica per i comuni, che poi sono il front office del bisogno.